noi abbiamo fatto una campagna elettorale come dire, nei mercati, ovviamente con una disparità di mezzi evidente, senza vele, senza ministri, senza manifesti enormi sulle pareti, ma parlando dei problemi, parlando della sanità, parlando dei comuni, parlando delle crisi economiche, parlando degli anziani, delle case di riposo, parlando delle tariffe e della necessità di accogliere i migranti con umanità, di affrontare i problemi della loro accoglienza, ma anche, come dire, di sapere che questo fenomeno complesso è un fenomeno che, se affrontato e gestito, può aiutarci a dare delle risposte in una regione dove la denatalità e la fuga dei cervelli e dei giovani è un fenomeno di cui Federica non si è occupato. In questa regione nei prossimi giorni verrà a trovarci la nostra segretaria Elie Schlein, avrà due momenti importanti a Trieste e a Udine e sarà una presenza importante nell'immediato per il 2-3 aprile, ma sarà una presenza importante anche per dare slancio per il futuro, perché le cose cominciano e non finiscono il 2 e 3 aprile.